Cari sportivi siciliani, ben ritrovati con l'appuntamento domenicale di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata della domenica dedicata ai risultati, naturalmente anche ai commenti e alla presenza di tanti ospiti che chiaramente fanno del calcio dilettantistico anche una loro filosofia di vita. Siamo quasi al termine della nostra, serie per quanto riguarda la stagione 2012-2013, mancano ancora comunque altre 2 puntate oltre a questa e vi anticipiamo che l'ultima puntata, quella tra 2 domeniche, sarà una puntata speciale, ma ne parleremo più tardi. Per adesso vado subito a presentare intanto i miei primi 2 compagni di viaggio della puntata odierna. Abbiamo Lorena Finocchiaro, ciao Lorena. Ciao Ettore, buona domenica a tutti. E come al solito, non in postazione ma quasi, Carmelo Puglisi, ciao Carmelo. Buonasera a tutti i nostri telespettatori. Li abbiamo un po' dislocati in maniera diversa in questa puntata perché a partire praticamente da questa domenica all'interno della nostra trasmissione incominciamo ad ospitare le squadre che hanno vissuto la stagione 2012-2013 ed iniziamo in questa prima parte con una squadra di eccellenza, parliamo dell'Aci Sant'Antonio e quindi salutiamo subito qui alla mia sinistra il direttore sportivo Santo Palma, per lui un ritorno graditissimo. Ciao Santo. Grazie. E insieme a lui abbiamo Vladimiro Caramel, nome insomma abbastanza storico del calcio nostrano, per molti anni bandiera della Ciriale, adesso collaboratore diretto anche dell'Aci Sant'Antonio, nonché allenatore anche della Juniores, che so che è andato un po' male, nel senso che avete perso una partita finale importante. Pazienza. E Salvatore Ricca, allenatore dell'Aci Sant'Antonio. Ciao Salvo, ben trovato. Mentre invece da questa parte vado subito a salutare 4 giocatori dell'Aci Sant'Antonio, parliamo di Francesco Cordova, visto che non sbaglio, me li sono scritti bene, con Mattia Coniglio e poi qui seduti quelli che insomma dovrebbero essere i 2 capitani, nel senso che io ho detto all'inizio della trasmissione chi è il capitano tra voi 2 e vi siete autoindicati. Comunque abbiamo Simone Stoppa e Giovanni Ranieri. Salve ragazzi. Allora, microfono subito a Santo perché la prima battuta la voglio fare subito con te. È finita la stagione, però poi alla fine comunque, anche se non sono arrivati i playoff, è arrivata una bella soddisfazione di un campionato tenuto sempre alla grande e quasi lì per lì pronti per il grande sogno dei playoff. Sì, assolutamente, devo dire la verità, a quel punto ci tenevamo, anche perché ci avevate fatto un pensierino. sì, i ragazzi erano riusciti a fare un'impresa straordinaria, quello di stare sempre nella parte sinistra della graduatoria e quindi ci credevamo, volevamo farli, però è andata come è andata, come tutti sappiamo del resto, con questi risultati un po' particolari. È vero, soprattutto delle nella parte ultime finale. giornate. Nella Sì, parte sì. finale. Vuol dire che doveva andare così per adesso. E la battuta con Santo l'abbiamo fatta proprio ad inizio di trasmissione perché volevamo comunque fare un quadro subito immediato su questo Aci Sant'Antonio che, come abbiamo detto poc'anzi, si è comportato alla grande nel campionato di eccellenza Girone B, vinto anche in maniera abbastanza autoritaria dall'Orlandina. Diamo subito invece parola a Lorena perché diamo chiaramente i risultati del campionato interregionale. Oggi c'è stata l'ultima giornata e io direi di fare un applauso al Messina che raggiunge la sospirata promozione del campionato di Serie C2. Allora, risultati e classifiche e poi li commentiamo anche con i nostri ospiti. A Licata batte Acireale 5-0. Alla Mezzia Terme, San Biase, Agropoli 2-2. A Vibo Valencia, Vibonese, Città di Messina 0-0. A Palazzola Creide, Palazzolo, Comprensorio Montalto 1-1. A Messina batte Nissa 8-1. A Cavade Tirreni, Cavese, Noto 1-1. A Cosenza batte Ragusa 2-1. A Vallo della Lucania, Gelbison, Ribera 3-0. E a Paternò, Comprensorio Normanno batte Savoia per il risultato di 3-1. Come abbiamo anticipato, il Messina raggiunge la sospirata promozione nel campionato di seconda divisione, anche se ancora non si capirà bene come verrà organizzata la struttura della Serie C famosa del calcio nazionale. Per adesso comunque i messinesi assaporano il ritorno nei professionisti. Guardiamo la classifica al completo anche perché poi ci interessa direttamente conoscere un po' la griglia dei play-out. Prima in classifica troviamo Messina con 76 punti, segue Cosenza 73, Gelbison 60 punti, Città di Messina 58, Vibonese 51 punti, Comprensorio Normanno 50, Savoia 48 punti, Cavese 47, Ribera, Licata e Noto 46 punti.
Comprensorio Montalto 45, Agropoli e Palazzolo 44 punti, Ragusa 39, San Biase 38, Aciriale 14, ultima in classifica troviamo ancora Nissa con 8 punti. Ricordiamo Aciriale, Messina e Nissa 1 punto di penalizzazione e Noto 3 punti di penalizzazione. Per quanto riguarda la griglia dei play-out, tutto definito, come tutti già ben sanno Nissa e Aciriale insomma vengono retrocesse nel campionato di eccellenza, poi l'incontro Agropoli-San Biase e Palazzolo-Ragusa saranno i 2 incontri play-out. Carmelo, punto della situazione e poi veramente vogliamo sentire un po' il parere dei nostri ospiti. Sì, in questo finale di campionato di Serie D la brutta notizia è che oltre ad Aciriale e Nissa un'altra siciliana retrocederà sicuramente. A questo punto certo. Quella che uscirà dalla sfida tra Ragusa e Palazzolo, che va a suggellare anche un campionato estremamente negativo per le formazioni isolane, fatta eccezione per le 2 messinesi, con il Messina che come abbiamo detto viene promossa in seconda divisione di Lega Pro e il Città di Messina, l'altra formazione dello Stretto, che invece andrà a disputare i playoff e andrà a ballo della Lucania nella semifinale contro il Gelbison. Oggi tra l'altro il Città di Messina è riuscito a difendere il 4º posto con il punto conquistato a Bibbo Valencia. Partiamo appunto dal Messina, che oggi con questa vendemmiata di gol 8-1 ha superato la Nissa, sono tanti, si è congedato dal suo pubblico e ha ottenuto la meritata promozione Eccolo qua, in la seconda schermata della divisione. classifica, così possiamo ulteriormente capire un po' anche la griglia Tra l'altro- dei play-out e dei Tra l'altro play-off. l'anno prossimo per il Messina la formazione di Lo Monaco e di mister Catalano è attesa da un campionato strano, perché dal 2014 partirà la riforma della Lega Pro, quindi l'anno prossimo in seconda divisione non ci saranno promozioni, ma sarà una grande lotta per la salvezza, perché credo 9 o 10 squadre torneranno in Serie D. Sì. Quindi il Messina adesso sarà chiamato a programmare anche un campionato estremamente strano. Come se dovesse programmare 2 campionati. Esattamente, e poi in un progetto biennale sicuramente bisognerà pensare poi per la Serie Certo. C unica del 2015. Intanto però a Messina si gustano questa promozione, sono riusciti a tenere a bada un eventuale assalto del Cosenza con questo risultato importante. Dei play-out abbiamo già detto di questa sfida fratricida della Sicilia sud-orientale tra Ragusa e Palazzolo, una ahimè tornerà in eccellenza. Dobbiamo fare un applauso anche simbolico al Paternò di Pippo Strano, Sì, è che oggi vero. ha vinto in casa con il Savoia. Faccio una riflessione, poi magari la sottoponiamo anche a nostri Si amici fossero del- organizzati un po' prima, forse i a parte play-off. questo, insomma, il calcio, come Santo dice spesso, è soprattutto numeri. Tra qualche anno prenderemo l'almanacco e vedremo il Paternò al 6º posto. Pensando a una stagione così tribolata, viene da insomma il 6º posto un piazzamento importante, quindi e alla luce delle difficoltà che ci sono state a Paternò Che sono quest'anno, tantissime, sono state tantissime. Pippo Strano e Fatto Santo Quadrato. Finocchiaro hanno fatto un risultato straordinario. Io voglio sentire Vladimiro, per quanto riguarda questo campionato interregionale, sottolineiamo che chiaramente io credo che il Messina più di tutti abbia strameritato questa promozione, però il Cosenza fino all'ultimo ha cercato veramente di tamponare questa forza considerevole di un Messina che insomma più degli altri probabilmente aveva il tasso tecnico importante. Tra l'altro, parentesi, faccio una breve parentesi prima di dare la parola a Vladimiro. Cosenza è stata una piazza importantissima per la carriera di calciatore. Certo, infatti, forse dopo Acireale la battuta è fatta non vorrei apposta. dire forse la piazza che ti è rimasta più nel cuore dopo Acireale. Ma Allora. la verità, un po' tutte le piazze dove vado mi sono sempre trovato benissimo. Dispiace vedere queste squadre grosse in queste categorie. Lottare per i campionati che gli spettano. Secondo me Cosenza se l'è giocata l'ultima partita a Messina e lì si è visto chi ha meritato il campionato. Certo, è anche vero. È anche Come vero. Mentre per piazza è ottima e secondo me riuscirà a salire. Ma sicuramente ha il potenziale di una città dietro alle Ha una spalle grande che tifoseria l'aiuta che la tantissimo. segue tantissimo e questa è una grande cosa per la società, per riuscire a mantenere i costi. Hai detto che non devi parlare della Ciriale e non ti farò nessuna domanda No. della Ciriale, va bene? Ok, così sei più contento. Mi dispiace tantissimo vederla in questa situazione. Immagino. Senti, invece come vedi la situazione Ragusa-Palazzolo ora, in vista dei play-out? Certo Ragusa, non mi aspettavo Ragusa che doveva Ha avuto fare un calo play-out, ha avuto improvviso. un calo, ma secondo me anche là problemi societari di sicuro, allenatore, non allenatore, fino alla fine purtroppo si gioca i play-out contro un'altra squadra siciliana. E sarà veramente una dura battaglia. Benissimo, passiamo un attimo il microfono
microfono a mister Ricca dell'Aci Sant'Antonio. Adesso in prospettiva playoff abbiamo Cosenza, Gelbison, Città di Messina e Vibonese. E tenendo presente che comunque non è perché si vincono i playoff si può sperare di salire di categoria. Comunque tra queste 4 squadre chi vedi comunque insomma avvantaggiato? La classifica ha detto il Cosenza. Ha detto il Cosenza. Pure come struttura di squadra, come giocatori singoli, sembra la squadra più forte. Però i playoff sono partite strane, un ternallotto e sarà difficile, soprattutto perché poi dopo ci saranno altre partite che dovranno affrontare. Cioè non ti assicurano la promozione, quello è dura. Quello è duro, è vero. Che poi tra l'altro non ho capito perché si fanno questi playoff e si fa soltanto la griglia sperando nel ripescaggio. Però non si dà modo alla società di programmare anche un eventuale playoff importante. C'è da dire una cosa, Ettore, i playoff in Serie D sono quasi una formalità, Sì. sono simbolici. Quest'anno però possono avere, alla luce del discorso che facevamo Il prima, ripescaggio. possono avere una valenza perché veramente è l'ultimo treno, perché io credo un pochettino perché la Lega Pro ha stretto un po' la cinghia delle iscrizioni, c'è grande rigidità. Un po' perché, come ha detto, ci sarà la riforma, io credo che questo sia l'ultimo treno per chi vuole inserirsi. Benissimo, benissimo, perfetto. Allora ci siamo, a questo punto abbiamo chiuso la parentesi dedicata al campionato di interregionale e insomma continueremo a conoscere qualche risultato in vista dei playoff e dei playout anche nelle prossime settimane. Ci dobbiamo fermare se non sbaglio. Sì, mandiamo la pubblicità e torniamo tra pochissimo sempre qui con Penalty. La trasmissione Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, siamo nella parte finale di questa lunghissima e anche in un certo senso stancante stagione 2012-2013, ma siamo contenti perché anche per quest'anno abbiamo regalato a tutti gli sportivi siciliani la possibilità di conoscere quasi in tempo reale, a partire dalle 19 in diretta, i risultati, le classifiche, i commenti, gli ospiti sul calcio dilettantistico siciliano che spesso e volentieri è un pochettino sottovalutato, mentre invece noi di Sesta Rete, devo dire, abbiamo investito in questo progetto e con buoni risultati siamo contenti di essere stati un punto di riferimento per moltissimi sportivi. Adesso parliamo del campionato di eccellenza, anche perché poi dopo dobbiamo parlare con i protagonisti di questo campionato di eccellenza, ovvero alcuni componenti dell'Aci Sant'Antonio, però insomma affronteremo anche una bella chiacchierata con la parte dirigenziale e tecnica della squadra. Risultati dei playoff, a tutti gli effetti è successo un po' di tutto, subito Lorena con il tabellino. Girone A. A Casteltermini, Atletico Campofranco, San Giovanni Gemini 4-2. Girone B. A Vittoria, Vittoria, Due Torri 0-1 dopo i tempi supplementari. Quindi praticamente sarà l'Atletico Campofranco e il Due Torri a giocarsi la possibilità di accedere attraverso i playoff al campionato di interregionale. Carmelo, è successo di tutto, soprattutto a Vittoria, dove al 120esimo il Due Torri, la squadra messinese, riesce a battere la squadra di Campanella. Una gara assolutamente incredibile con il Due Torri che sbaglia un rigore, il Vittoria che resta in 10, questi tempi supplementari interminabili e poi arriva il gol di Venuti che dà al Due Torri la possibilità di continuare il sogno della Serie D. Dunque l'Atletico Campofranco che ha vinto nella finale del Girone A in grande scioltezza con il San Giovanni Gemini, legittimando il secondo posto in regular season, e dunque adesso il Campofranco e il Due Torri andranno a continuare il sogno Serie D, come detto, negli spareggi interregionali che sono adesso un terno all'otto. Assolutamente un terno finora all'otto. Fatta eccezione per il Città di Messina l'anno scorso, finora non hanno mai portato bene alle siciliane. Basti pensare a quello che è successo al Due Torri proprio 2 anni fa, quando vinse i playoff nel girone A, nel girone occidentale. Ovviamente facciamo il tifo sia per il Campofranco che per il Due Torri, speriamo stavolta vada meglio. Ma pensi che comunque ci siano buone possibilità anche per il Campofranco? Campofranco ha dimostrato di essere una squadra estremamente competitiva. Se l'Acregas non avesse fatto il campionato che ha fatto, sicuramente avrebbe avuto chance di giocarsi anche il primo posto. L'organico è estremamente di valore. Nel caso del Due Torri molto gioca invece l'entusiasmo che deriverà dalla vittoria. Hanno di una oggi. grande voglia di fare l'interregionale il Due Torri, Santo, non so se sei d'accordo. È da tanto tempo che aspirano a questo salto di categoria, adesso andranno a disputare un ulteriore finale playoff. Io credo che hanno veramente voglia anche di fare bene a questo punto, perché insomma stanno programmando ormai da tanto tempo. Ecco, ho detto bene, programmano da tanto tempo e ti dico la verità, credo che meritino anche il Due Torri
questa finale, o forse anche andare in Serie D, visto che qualche anno fa hai sfumato il tutto per qualche secondo. È in vero, più. è vero. Quindi, Questi minuti finali sono drammatici nei playoff, perché si perde e si vince ma veramente la all'ultimo tensione istante. sale, sai vedere il cronometro che scorre per raggiungere il tuo obiettivo o non raggiungere, comunque ti mette quella tensione che solo chi è abituato veramente. Questo per quanto riguarda i due tori, mentre per l'Atletico Campofranco come vedi il cammino prossimo? L'Atletico Campofranco è una grande squadra, soprattutto una grande società, hanno un'organizzazione importante. Io mi ricordo quest'estate a luglio cercavamo giocatori da tutte le parti, non si faceva nessun problema, né di soldi, né di alloggio, quindi se questi risultati sono arrivati perché comunque è una società forte. Fa piacere, no? Sapere che c'è un'organizzazione e anche un bel budget da spendere, no? Sicuramente fa piacere poter lavorare in questa società qui, perché ti permette comunque di esprimere quello che il calciatore o l'allenatore o lo staff o il direttore pensano del calcio e come modo di svilupparlo. È vero, è vero. Vladimiro, questo Vittoria che perde all'ultimo istante, una stagione un po' particolare perché avevano iniziato bene, poi c'è stato un attimo di pausa, hanno insomma perso la possibilità di vincere il campionato, però poi nella finale playoff l'hanno perso veramente all'ultimo istante. È proprio brutta questa cosa. Certo, perdere gli ultimi secondi in casa poi... Avendo due risultati su tre. Due risultati, ma tante volte avere due risultati ti blocca un pochino, poi restando in 10 viene ancora più difficile. Ma il Due Torri a me quest'anno mi è piaciuto molto. Hai visto giocare? Quando hanno giocato in casa... Squadra quadrata, giocatori interessanti. Degli attaccanti ottimi secondo me, quindi per la categoria facevano la differenza. Li ha scontrati anche chiaramente l'Aci Sant'Antonio in prima fila con il capitano Ricca, nonché allenatore Ricca, e a questo punto questo Dottori da più parti insomma stiamo capendo che non è escluso possa veramente essere la squadra da battere nei playoff. Sì, puntualizzo che il capitano Sì, non sì, sono io, capitano. è un altro Ricca. Sì, sì, sì. No, no, no. Così è da casa. È Sì, 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 è vero, è vero. Dico che secondo me, anche se la classifica ha detto prima Orlandina, vittoria, contro di noi e per quelle partite che ho visto il Due Tori secondo me era la squadra più completa in campo. Addirittura meglio dell'Orlandina, l'hai Secondo vista? me l'Orlandina era forse, non sono neanche certo al 100%, come uomini era superiore, ma come strutture in campo, come stavano in campo, come giocavano, era la squadra che giocava meglio secondo me del campionato. È detta Non da sono uno che li ha sorpreso di scontrati quello, ancora non sono meglio. sorpreso di quello che hanno fatto, è vero, hanno vinto al 120esimo, perciò sono stati anche sicuramente fortunati. Certo. E sicuramente in casa del Vittoria sarà tanto rammarico, però secondo me hanno incontrato, il Vittoria deve sì essere dispiaciuto, però ha incontrato una grande squadra. Indubbiamente, E tra indubbiamente. l'altro, parentesi a Ettore, noi ne abbiamo parlato anche quando abbiamo avuto ospite telefonico il direttore generale Benedetto Botteri. Sì, sì. Il quid in più del Due Torri sono gli juniors, perché magari gli altri sul piano dei senior hanno qualcosa in più, ma sia Bottari che Zeus lavorano da anni sul settore giovanile, adesso stanno Fondamentale. formando i 95 e i 96 che a questo livello poi ti fanno la differenza. Mi dai il gancio perché a questo punto con Caramel devo parlare di questa sua bella esperienza con la Juniores, un'esperienza che purtroppo non si è conclusa bene, però io credo che hai già formato magari qualche giocatore che può essere catapultato anche in prospettiva prima squadra. Ma la maggior parte erano già tutti in prima squadra, abbiamo fatto un buon campionato, peccato che ci è sfuggito gli ultimi minuti nelle fasi della semifinale. Ha vinto l'Atletico Gela venerdì. Avevi una squadra in età oppure proprio al giovani. limite? No, noi Tutti giovanissimi, cioè nel senso che maggior possono parte- anche fare qualche altro anno di Tutti juniores? 95, Tutti 95, quindi anche in prospettiva per la 3, prossima 4, stagione. 94, sì, E questo è importante perché credo che, insomma, tu me lo insegni, lavorare su un certo progetto con più tempo si può solo migliorare. Certo, tanti hanno giocato in prima squadra, parecchi della juniores che ho avuto io erano quasi titolari in prima squadra. E quindi, insomma, anche una bella soddisfazione sotto questo punto di Per vista. me sì, mi è dispiaciuto per i ragazzi perché ce l'hanno messa tutte fino alla fine. Però io credo che i ragazzi, insomma, passata insomma, la sbornia della sconfitta, hanno più capacità rispetto a tanti altri a metabolizzare insomma, quel momento negativo, perché sono giovani e sanno che comunque c'è prospettiva, no? Certo, per loro era un obiettivo per migliorarsi, per far vedere anche alla società che possono partecipare a campionati più alti. Società che ti ha messo
messo a disposizione, penso, anche delle buone strutture, un buon team, quindi super contento e super soddisfatto, credo. Sì, un team ottimo, abbiamo lavorato tutti assieme, con mister Ricca, con mister Stoppa che non c'è oggi e con Davide Iacuzza che è il preparatore dei portieri, un gruppo ottimo e dei ragazzi eccezionali. Gruppo che a questo punto va confermato per la prossima stagione, direttore. Io me lo auguro, il presidente. Il Presidente, Abbiamo appena terminato. sotto questo punto di vista, credo che possa ritenersi soddisfatto, no? Ma sì, sicuramente il Presidente tra l'altro ci è sempre stato vicino ed è sempre stato contento. Tra l'altro quando vedi i tuoi calciatori dare l'anima in campo al di fuori del risultato, se vinci o se perdi, sai che comunque la tua squadra ha dato tutto, che ha lavorato in settimana. E quindi si è con la alla coscienza a grande. posto. Sì, noi sempre la domenica per noi è importante aver dato tutto, al di fuori di vincere o di perdere. Carmelo, la puoi fare una domanda cattiva Allora, al io direttore? devo- Perché l'abbiamo devo- messo troppo a proprio agio. Allora, non solo devo fare una domanda cattiva, ma devo disattendere un impegno che abbiamo preso. Cioè? Perché avevamo detto di non parlare di Acireale, ma ahimè devo Ai, venire meno a un impegno ai, che abbiamo ai. preso. Perché, caro Santo, c'è una vocina di mercato, una vocina che vorrebbe questa struttura, Palma direttore sportivo, Ricca allenatore, la base della rinascita di della Cireale che riparte dall'eccellenza. Sì, ma con quale presidente? Cosa c'è di vero? Spontanea la domanda. È fantascienza, se ne può parlare, c'è stato qualche contatto, la società vi seguirebbe, com'è la situazione? Beh, ti dico la verità. La domanda è cattiva, eh? Sì, la domanda è no, non è cattiva assolutamente, se l'ha costato la Cireale non è questa la cattiveria, anzi tutt'altro, piacere. per quel che mi riguarda, poi figuratevi Fa per voi che piacere, sono fa acesi, quindi non è questa, Fa piacere. il problema è un altro, questo è un momento in cui ci sono molte chiacchiere. Il mio nome, quello dell'allenatore, sono accostate non solo ad Cireale, sono accostate in tantissime piazze, ma io vi giuro che ad oggi non ho una trattativa, quindi io magari hai fatto bene, quindi è normale che il nome di Mister Ricca venga accostato alla Cireale, tra l'altro dove è cresciuto Ranieri, dove è cresciuto Cordova, dove è cresciuto il nostro capitano Ricca, loro sono tutti acesi, quindi hanno fatto un bellissimo campionato in eccellenza, la Cireale viene giù in eccellenza, guai se la Cireale non pensasse a questi ragazzi. Cioè guai, dico io, se si continuasse a prendere ancora questi fenomeni no, io parlo non è contento no, di perdere una squadra in io eccellenza. parlo di pensiero Sì, sui sì, ragazzi, vabbè, non chiaro. della squadra, perché questi sono ragazzi acesi che già hanno dato il massimo per il Sant'Antonio, figuriamoci se gli desse qualcuno l'opportunità di indossare la maglia della propria città. Lo vedo pensieroso, Caramel, nel senso che insomma, cioè, vabbè, può darsi che c'è qualche cosa. Ma guardi, l'ha portata in Serie B quella maglia, quindi la conosce quel Ho feso. toccato un punto fondamentale, perché poi qui andiamo a cercare sempre il giocatore X e il giocatore Sì. Y. Troviamo l'uno che ha piedi migliori di Ciccio Cordova, che ha senso bravo. tattico migliore di Ce li Giovanni hanno Ranieri. vicini. Se li troviamo, tanto meglio. Ce li abbiamo Io ritengo vicini. che è molto difficile. Beh, ancora Cesi ce ne sono, ce n'è uno che ha vinto la Serie D che si chiama Peppe Savonarola, c'è Scalia che è cresciuto e ha fatto il pilastro a Paternò. Se voi se un attimino contiamo i giocatori che ha tirato fuori la Cireale nel settore giovanile negli anni in cui la Cireale è stata importante, e voi li ritrovate tutti in Serie D e in eccellenza. E a Cireale non ha giocatori accesi. Il problema è che non mi è sembra un il massimo, onestamente. Il problema ho l'impressione che non sia legato ai giocatori, ma alla dirigenza, No, ai questo- progetti, insomma. Ma sicuramente non avevano un bel progetto, c'è poco da dire. Progetto? Né Palella, Non era Palella neanche- forse non era neanche un progetto, Io non quello. so se lui sa dove è Cireale, malgrado forse c'è nato, Penso di però no, penso io di non no. credo che lui abbia un problema, non si è mai visto, la squadra si è peggiorata rispetto alla gestione precedente, che comunque tutto Guarda, sommato. noi abbiamo affrontato questa discussione con molti ospiti che sono venuti a trovarci durante il corso della stagione ed effettivamente nessuno riusciva a spiegarsi qual era poi alla fine il fine. Gioco Ma di forse parole. qualcuno cerca pubblicità nel calcio, ma il calcio è un boomerang. La pubblicità te la può dare una pubblicità positiva se fai un lavoro positivo. Certo. Ma se tu col calcio sviluppi un lavoro negativo, va da sé che il boomerang ti ritorna. A Palella non credo che gli tornerà e un non te ne boomerang. esci mai, un eh. boomerang di poco conto non credo che gli Non tornerà. te ne O perlomeno esci mai. nella sua città natale. Io non credo che gli accesi vedano di buon occhio quello che ha Non combinato penso Palella. proprio. Allora, la telecamera adesso mi deve seguire perché devo subito parlare con insomma 4 giocatori importanti di questo ACI Sant'Antonio che si è ben comportato nel campionato di eccellenza. Vedo che il microfono ce l'ha Francesco. Mattia. Mattia Coniglio. Allora Mattia, parliamo subito con te. Comunque credo che sia stata una stagione importante, una stagione che vi ha messo anche quasi in prima linea per un possibile insomma, salto di categoria. Qual è stato il momento più difficile della stagione? Onestamente il momento più difficile è stato, secondo me, penso anche per molti miei compagni, la ripresa
dopo le feste. Perfetto. Che è stata lunghissima tra Sì. l'altro. E questo quindi qui ha fatto perdere un po' il ritmo. Al ritorno sì, abbiamo perso un po' di punti e secondo me ha penalizzato molto la squadra. Nonostante ciò però poi ci siamo ripresi, abbiamo continuato a fare il campionato che abbiamo lasciato a Barcellona Pozzo di Gotto con una bella vittoria. Vittoria che è andato, e parliamo con Francesco Cordova, vittoria che è andata a questa Orlandina. Mister ha detto che comunque il Dottori ha meritato anche ampiamente la possibilità di vincerlo questo campionato. Passiamo un attimo il microfono. Tu invece sei dell'idea che l'Orlandina lo ha strameritato e che il Dottori comunque alla fine, anche arrivando secondo, ha avuto anche il suo merito? Il Dottori è la Microfono. squadra migliore. L'Orlandina l'hai valutata meglio rispetto al Due Torri? Il Dottori è meglio dell'Orlandina. Addirittura, quindi è la conferma che il Due Torri effettivamente forse avrebbe meritato di vincerlo questo campionato. Abbiamo incontrato noi, è l'unica squadra che ci ha messo. Ti ha fatto più impressione? Più impressione. Mentre invece parliamo con i due pseudo capitani, perché non si sa chi è il capitano di questa squadra. Il capitano è Carmelo Ricca, Sì, che però salutiamo qui a si casa. loro si sono presentati. Loro sono le altre due colonne, noi abbiamo tre colonne. Gli altri due importanti. capitani mi hanno detto, Sì, che poi anche si perché sono sono quelli con più autoindicati. anzianità all'interno del nostro spogliatoio. Si quindi. sono autoindicati. Allora, Simone, abbiamo detto che il Due Torri effettivamente, insomma, forse più dell'Orlandina avrebbe meritato di vincerlo. Parlo un attimo al microfono, ma poi alla fine questo campionato che cosa insomma ha detto, a parte la vittoria di queste due squadre? Voi che siete stati una sorpresa, qual è stata per esempio la squadra che vi ha deluso un po' più degli altri? Ma sicuramente da parte mia l'Aula con la retrocessione ha deluso più di tutti. Poi io onestamente, secondo me l'Orlandina aveva più giocatori fondamentali. Cioè quando c'era da risolvere la partita aveva quei Quell'esperienza 2 o che 3 gioca giocatori a favore. come Dama, Privitera, Caudiò. Erano tutta gente che comunque ha vinto campionati e continuerà a vincerli. Però in prospettiva il Due Torri, insomma, nei playoff sicuramente diranno la loro. Sì, anche se penso che comunque andando nelle altre regioni squadre forti ce ne saranno. Vedi Puglia, Campania. Sì. Perciò non so fino a che punto ora dovremmo conoscere gli avversari. Con il rischio che il Due Torri ancora una volta, arrivati ai playoff, insomma, torna indietro. Lo spettro, diciamo, Bisceglie mi sembra che era... però il prossimo anno rischiate di ritrovarli di nuovo, magari possibilmente ancora più organizzati. Speriamo di no, perché tra l'altro abbiamo anche qualche amico che, come il figlio di Gigi Capro, Alfio, Sì. Perciò spero di vederli in Serie D come a qualche compagno mio di squadra più giovane. Poi se li rincontriamo sarà battaglia di nuovo come è stato quest'anno. Bene, bene, bene. Giovanni Ranieri, abbiamo detto che il Due Torri strameritava, l'Avola è stata una grossissima delusione, soprattutto perché si pensava insomma, che si fosse ripresa e poi dopo di nuovo crollata, perdendo anche addirittura i play-out. Ma la vera sorpresa, quella che poi non ve l'aspettavate in questo girone, qual è? Io ti posso dire la sorpresa in negativo, che secondo me è stato l'Atletico Gela. Perché l'Atletico all'inizio del Gela, campionato, sì, anche vero, sì, giusto. leggendo i nomi, Sì. ci siamo fatti due calcoli con mister, ma chi deve retrocedere? Tutto questo all'inizio del campionato? Perché All'inizio del c'erano campionato? squadre come Orlandina, Due Torri, Vittoria, Modica, Atletico C'era il San Gela. Gregorio tra l'altro che nessuno dava insomma Ecco la vera sorpresa, ecco la vera sorpresa. Forse probabilmente il San Gregorio La è stata sorpresa veramente siamo la stati sorpresa. Oltre noi ci mancherebbe altro. No, voi secondo me non siete stati una sorpresa, voi siete stati Comunque solo ci siamo sfortunati, affacciati per potevate il primo addirittura anno. arrivare ai Ci siamo playoff. affacciati per il primo anno in questo campionato. Sì, Una squadra che aveva vinto 2 campionati, già sempre di promozione. fermo col microfono Sì. perché sennò dopo rischiamo di non seguirti. E quindi non sapevamo com'era questo campionato. Ci siamo trovati lì e abbiamo fatto bene, diciamo. Tanto Benissimo. Giovanni, da ex invece qual è la tua opinione sul Modica? Tu che conosci anche bene quel tipo di ambiente, l'impressione è che abbiano deluso un po'. Il Modica secondo me ha una grande organizzazione, aveva una grande organizzazione. Poi il fatto che è successo, come tutti sappiamo, del grande Scollo, che è morto, lui era una storia del Modica, diciamo. Era un po' un È pilastro, sì. un po' avanti con l'età, però insomma era un riferimento. Secondo me un bel colpo è stato quest'anno. Per la società anche, non lo so, in questo senso. Però sono riusciti a fare i playoff, volendo, insomma la stagione non Ma può essere le ritenuta prospettive magari negativa. del Modica potevano essere altre. Certo. All'inizio del campionato. Bene, allora adesso facciamo un po' il punto della situazione per la prossima stagione, poi parliamo anche con il direttore. Prossima stagione che fate? Rimanete ad Aci Sant'Antonio? Perché qui le voci vi vogliono zona Acese, diciamo vi potreste quasi spostare di poco volendo da Aci Sant'Antonio.
Io sicuramente, perché lavoro, quindi. Quindi già sta dando forfait per la prossima stagione, mister. Allora, quindi non è escluso insomma, un passaggio verso quelle parti lì, però ancora un po' troppo presto per parlarne, no? Mentre invece Simone che fa? Conferma la presenza in questo gruppo? Insomma, Guardi, che da quello che ho sentito è abbastanza amalgamato. Una cosa è certa, noi la maggior parte lavora, noi ci alleniamo alle 7, che a differenza degli altri vale tanto. Perché attenzione, questa non è una cosa negativa, deve essere un insegnamento per molte squadre Lo so. di questa categoria, perché dobbiamo finirla con l'idea che si è dei professionisti in eccellenza. In Perfetto. eccellenza si è dei dilettanti, È un certo, hobby. è un hobby. Con un giusto Quindi, rimborso, con quello giusto. che ne viene, con i divertimenti. È una mentalità molto siciliana questa, guarda, Sì. è una mentalità molto siciliana e mi dispiace perché, come hai detto bene tu, molta gente lavora e quindi è impensabile allenarsi alle 3. O fare doppia seduta, come qualcuno nel nostro girone fa. Sì, molti. E questi non sono dilettanti, questi sono professionisti. Ma non sono organizzati come dilettanti. Sì, Sono infatti. organizzati da squadre professionistiche. Però il uno, discorso due, ma il vedi- resto poi vedi, fanno... il discorso è un po' diverso. Io vorrei ricordare che noi non abbiamo professionismo in Sicilia. Fate attenzione per Catania-Palermo, Trapani, Milazzo adesso non c'è più. Sì, adesso chiaramente c'è Quindi, questo grosso divario. Ecco, e quindi ecco perché le categorie minori assumono più importanza, perché tutta la gente dove deve andare? I Questo è anche giocatori, vero, gli questo è anche allenatori, i vero. direttori, ma dove devono Però andare? allenarsi di sera lo so che magari è un po' più Faticoso. faticoso, perché dopo una giornata di lavoro, insomma, allenarsi è sempre molto stancante. Però la concezione del dilettantismo deve partire da quella parte, da quella situazione. E credo Io che- penso anche che il gruppo noi l'abbiamo formato anche con questa cosa, nel Certo. senso un momento di sfogo serale è Bene. nata questa cosa. Simone rimane da Sant'Antonio nel prossimo stagione? Ma lo spero, speriamo, di rimanere tutti assieme. Da chi dipende? Dalla società, Dalla dal società. direttore, dal mister, da tante Il componenti. mister è silenzioso, quindi è confermato. Concludiamo anche con gli altri due. Allora, abbiamo Francesco e Giovanni. Che fate? Rimanete? Mattia, sì, io mi sbaglio i nomi. L'aveva detto Lorena che la sbagliava. Mattia, a Sant'Antonio il prossimo anno? Io personalmente, se devo paragonare l'annata precedente, che era il primo anno in eccellenza, e paragonare comunque le due squadre in cui ho giocato, Pedio Orlandina e Atletico Catania, quest'anno è stato un grande anno. Parlo a questo punto per Da me punto di via- personalmente, mi sento cresciuto molto veramente. Quindi ben venga se Un'eventuale conferma anche in da questo Sant'Antonio. gruppo, sì, sì. In questo gruppo. Mentre invece per Francesco questa conferma arriva, non arriva, vuoi rimanere? Aspettiamo. Cerchiamo una parola che sopra il mister. Quello che fa la società. Aspetti quindi la disposizione della società e a questo punto ci rivolgiamo a voi. allora. Beh, Francesco più che altro va trattenuto, non è che perché Francesco ha un grandissimo mercato, ha fatto un grandissimo campionato, è uno dei giocatori più importanti, più rappresentativi. Francesco devi essere trattenuto allora. Sì. No, vabbè, ma se il Presidente mi darà il mandato di continuare a Sant'Antonio, sicuramente non sarò io a confermare le colonne, perché noi parliamo qua di colonne, perché il signor Ranieri, il signor Stop, il signor Sono Pollo, stati dei giocatori sono loro che importanti. devono confermare me, perché le colonne portanti di questo spogliatoio, di questa squadra, sono questi signori che abbiamo Ma a davanti. questo punto devi dirci però la prospettiva, nel senso che la società, lo so che ancora è forse un po' prematuro, però la società ti avrà detto che comunque qualche cosa No, guarda, ci siamo bolle presi- in pentola per la prossima stagione. Ci siamo presi qualche Settimana giorno, di sì, riflessione. il Presidente sta facendo le sue valutazioni, deve valutare il mio lavoro, il lavoro del Mister, il lavoro Certo. di tutti, dopodiché deve valutare anche cosa vuole fare, vuole stare da Sant'Antonio, va via da Sant'Antonio, va via dal calcio. Quando lui finirà di fare tutte le sue considerazioni, sicuramente lui lo sa. Noi aspettiamo lui, perché è stato un anno straordinario per noi. È Abbiamo vero. lavorato come un'equipe importante, quindi sarebbe un Mister, peccato. il mister che farà a questo punto? Aspetterà la finestra, no? Dice sempre così, insomma, il detto, no? Il mister aspetta la finestra che, insomma, succeda qualche cosa. Sì, sì, aspettiamo. Ha detto bene il direttore, prima di tutto deve decidere il Presidente. Quando decide lui, poi prenderemo tutte le nostre decisioni. Forse lo sapremo prima di loro se saremo riconfermati Certo, o no, chiaro. e poi di conseguenza lo sapranno loro. Senti, Ma Sandro, comunque aspettiamo. qual è stato il momento più bello della stagione della C Sant'Antonio quest'anno? Tu che l'hai vissuto in prima persona, insomma, come Allora, allenatore. per me, siccome è il primo anno effettivo che alleno, è stato tutto un anno bello. Non c'è stato Quando ho un- finito l'ultima partita di campionato, l'ho detto a loro, per me non doveva mai finire, cioè avrei continuato tranquillamente. Sicuramente per loro è stato un anno faticoso perché, come ha detto bene Simone, tanti lavorano. Il campionato Perciò è anche stato lungo, pesante eh. e tutto. Il campionato è lungo. È stato difficile affrontare i momenti un po'
meno fortunati, dove siamo stati in difficoltà, come ha detto bene Mattia. Questa pausa Tra incredibile, pausa, problemi che tra abbiamo Capodanno avuto e Natale, è stata veramente sì, è stata esagerata. non siamo riusciti a entrare subito con la giusta concentrazione per tanti motivi che è inutile stare qui a dire. Però è stato un anno veramente bello. Sicuramente il merito va a loro, perché era un gruppo che non ho formato né io, nessuno, ma è un gruppo che è consolidato. Sì. C'è stato qualche innesto da parte del direttore. Tu ti sei anche integrato, Sì, voglio sì, dire, ti hanno sicuramente. accettato Poi alla grande, è stato no? determinante anche l'aiuto che ho avuto da Vladimiro, come ha detto lui bene, dal mister Stoppa, da Davide Iacuzza, perché comunque essendo giovane ogni tanto entri nello spogliatoio, avere un conforto di persone che hanno molta più esperienza di te ti serve sempre. Queste sono belle frasi di umiltà, mi fa piacere che li No, dici tu, che verità. sei un riferimento anche importante per tanti ragazzi che fanno del calcio, perché l'umiltà, e questo anche Vladimir me lo può confermare che ha giocato a grandi livelli, credo che sia fondamentale. Se manca quella grande fetta di umiltà, probabilmente manca la vera fetta, È verissimo. l'essenza del calcio. E infatti, secondo me, i nostri risultati vengono tanto da quella, perché noi a inizio anno tanti ci sottovalutavano, ci avevano preso come, ne sono convinto, come magari sarebbe stato facile venire ad Aci Sant'Antonio e vincere. Invece l'umiltà che hanno avuto i ragazzi nell'affrontare ogni partita, soprattutto con le squadre più blasonate, è stata fondamentale, perché in casa posso dire, penso loro, il presidente, chiunque, il direttore, che ci siamo divertiti veramente. E questa è la cosa più bella, proprio perché siete dilettanti. Allora, chiudiamo con le ultime due battute insieme a Vladimiro e insieme al direttore sportivo Santo Palma dell'Aci Sant'Antonio. A Santo poi gliela facciamo cattiva però la domanda proprio per chiudere. Te lo dobbiamo mettere un po' in difficoltà. Lui risponde bene, ci frega. lui. Ci frega. Allora, Vladimiro, a questo punto, a prescindere da come andrà a finire dopo la discussione col Presidente, il piacere di rimanere in una realtà come quella di Aci Sant'Antonio credo che sia anche di serenità per un allenatore che ha giocato bene un buon campionato con la propria squadra juniores, se no, cioè, non bisogna poi alla fine inseguire anche dei sogni forse esagerati. No, se io fossi presidente terrei ben stretto questo gruppo, non perché ci sono Sì, in no, mezzo. lo hai, senza di me io questo gruppo lo lo hai terrei, visto crescere, quindi perché secondo me è una bella famiglia. Più che giocatori sono una famiglia che si vogliono tutti bene, è difficile che qualcuno litiga tra di loro, è un gruppo che può fare molto bene anche in altri campionati. benissimo. Allora, con questa bella battuta di Vladimiro, a questo punto dobbiamo chiudere con Santo. Allora, Santo, il mercato dice che probabilmente ci sono insomma, più di una squadra interessata a questo gruppo, a qualche personaggio importante. Tu dovrai aspettare chiaramente la chiacchierata con il Presidente e capire quali sono i suoi progetti, ma c'è un sogno nel cassetto per Santo Palma? Questa è una domanda un po' cattiva perché poi dopo ti metti in difficoltà sulla risposta. Beh, secondo me chi non ha sogni non vive una bella vita, quindi io vivo fondamentalmente di sogni, nient'altro, per me i sogni sono fondamentali. Se oggi sono un direttore sportivo e come dici tu mi permettere qualche richiesta perché sognavo di diventare un direttore sportivo. Quindi insomma hai costruito un tuo percorso e quindi Da ben solo, vengono assolutamente queste da solo. difficoltà. Sì, poi assolutamente da solo ti ribadisco, quindi sono contento. Che mi tirino dalla giacca un po' da qua, da là. Fa piacere. Sì, ma fa piacere perché non è altro che un riconoscimento al lavoro di tutti. Certo. Solo per questo è ottimo, non per altro. Credo che tutti abbiamo fatto un buon lavoro e quando si fa un buon lavoro è giusto che magari venga premiato questo lavoro. Qualche soddisfazione ulteriore che tra l'altro arriva, io voglio dire una cosa, è vero che Bottari a Due Tori aveva degli ottimi juniors, ma io non credo che ci fossero juniors come quelli da Sant'Antonio quest'anno. Noi quest'anno ci siamo presi il lusso di giocare anche con 3,95. Qual è il problema? No, voglio dire, in un anno in cui i juniors erano 93, 94, 95, noi avevamo un organico con soli 3,94. Questo è buon lavoro anche di Caramel, Sicuramente sì, sottolineiamolo, certo. dei nostri allenatori. Certo. Noi non avevamo neanche un 93 in organico e tendo a sottolineare, abbiamo valorizzato tutti i ragazzi del territorio. Buoni anche per la prossima stagione a questo punto, perché se un 95 ma già forse giocava... anche buoni per qualche altra società che fa qualche altra cosa migliore, oltre che per noi vanno benissimo. Ma probabilmente anche buoni per altri. Per un altro ma lo sai, quando i ragazzi hanno prospettive è meglio invece farli andare e farli provare a raggiungere quel sogno che loro coltivano. Però se c'è la possibilità di crescere. Sant'Antonio ce l'ha quello magari di fare un campionato di vertice, ben venga, perché ce l'avete già se in c'è casa. qualche società importante che mi cerca anche o qualche società professionistica, ti garantisco che i ragazzi li porto io direttamente. Benissimo. Sulle spalle gliel'accompagno fin dove
devo andare per una chiudere. pillola Sì, e anticipiamo anche un po' i temi della promozione che tratterete dopo. L'anno prossimo la pattuglia catanese comunque in eccellenza crescerà. Tra San Pio X e Giarre chi va in eccellenza? Allora io proprio Oggi Giarre ha vinto, eh? Sì, sono stato proprio al campo al comunale insieme al mister. battuto Allora il devo Real dirti la del verità, Pazzesco. sono due squadre totalmente diverse, sono due filosofie assolutamente diverse. Da una parte una corazzata che ha speso tanto, che magari ha preso tanti giocatori, ma tantissimi, ha cambiato allenatore, quindi qualcosa l'avranno sbagliato. Dall'altra invece un gruppo che è stato vincitore di un torneo, che è rimasto tale, con l'inserimento di qualche giovane, di qualche giocatore, vedi Sottile, vedi Zappalà, con lo stesso tecnico. Quindi abbiamo diciamo una bilancia, da un lato l'organizzazione tecnico, tattica e societaria soprattutto, che è quella del Giarre. Dall'altro secondo me vedo un po' troppa approssimazione, si è pensato solo a prendere tanti giocatori, ma Che non sempre è la formula vince. se vi ricordate io lo dissi a gennaio che avrebbe vinto lo Scordia. Sì. Quando fui io Abbiamo avuto la ospitato qua. settimana Non mi scorsa sbagliai. mister Non mi sbagliai. Serafino. Perché Lo vedi Ettore, perché con Zando non ti annoi mai. No, perché lui Non ti annoi mai. è profondo conoscitore del calcio. Io sono quindi diretto, mi più responsabilità sempre di quello che dico, però lo dico con la mia faccia e poi dico sempre il mio pensiero, quindi non credo di offendere nessuno. No, ci mancherebbe. dico sempre quello che penso, che non è la verità Ma assoluta, meglio così, è la mia verità. Meglio così, meglio così. Allora, salutiamo e auguriamo la buona vacanza, perché adesso dopo tutti questi mesi riposarsi fa sempre bene. Vladimir Caramel, allenatore della squadra Juniores e anche collaboratore della prima squadra, auguri e complimenti per il buon lavoro con la Juniores. Mister Ricca, che insomma al primo anno ha portato l'Aci Sant'Antonio in posizioni importanti, parlano di voi e questa credo che sia una bellissima soddisfazione. Santo Palma, Grazie, attualmente buonasera. direttore sportivo dell'Aci Sant'Antonio, il prossimo anno non si sa. E salutiamo anche i ragazzi che sono venuti a trovarci, Mattia Coniglio, Francesco Cordova, Simone Stoppa e Giovanni Ranieri. In bocca al lupo, buon riposo, buona estate, che dire, insomma dopo un paio di mesi riposarsi fa sempre bene. E salutiamo anche Carmelo che rivedremo la prossima settimana. A domenica prossima e buona settimana. a Parte tutti. finale appunto del campionato d'eccellenza e ci forse anche prepariamo. qualche festeggiamento del Messina. Perché no? Perché no? E poi anche per parlare di una cosa importante, del premio penalty, che anticiperemo in modo ufficiale anticipiamo settimana ancora. prossima. Stiamo già lavorando. Ci stiamo C'è già già il lavorando. work in progress. Perfetto, noi ci dobbiamo fermare. Sì, è il momento del primo sponsor di penalty, guardiamolo insieme e ci vediamo tra pochissimo. Eccoci rientrati in studio, vi ricordo che questa è la puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, la puntata della domenica dedicata ai risultati, ai commenti sul calcio dilettantistico siciliano, campionati che si sono conclusi già da qualche settimana, siamo ancora comunque in una fase dedicata ai playoff e ai playout, abbiamo ospitato il gruppo dell'Aci Sant'Antonio con il gruppo dirigenziale e tecnico, nonché anche di qualche giocatore, abbiamo parlato del campionato interregionale e dell'eccellenza. Adesso dobbiamo parlare del campionato di promozione, però indirettamente parleremo anche del campionato di prima categoria, perché possiamo già far vedere subito che abbiamo la squadra dello Sporting Barriera che ha vinto il campionato di prima categoria e il prossimo anno giustamente disputerà il campionato di promozione. Fatevi un applauso perché siete stati molto bravi. Adesso andremo subito a conoscere anche uno per uno i giocatori, anzi giocatori ce n'è soltanto uno, il capitano, mentre invece tutto il resto sono insomma tecnici che comunque sono anche l'anima della squadra, ci mancherebbe. Però prima devo salutare in postazione il nostro Luca Loisi, perché parleremo del campionato di promozione e chiaramente anche del campionato di prima categoria. Abbiamo avuto i playoff nel campionato di promozione e il campionato di prima categoria. Lorena invece è rimasta qui. La battuta subito però la dobbiamo fare con il Presidente. Presidente, che dire? Prima categoria, il prossimo anno c'è la promozione. A questo punto sognare... Considerando che eravamo una delle squadre non prese in considerazione, è una grande soddisfazione. Certo, chiaro, partendo dal ci mancherebbe. presupposto che noi, perlomeno ci accusavamo di avere un mister e un preparatore atletico non esperienti, sì. Abbiamo vinto il campionato e c'è stata comunque alla fine una sorta di... cioè non c'è stato un infortunato muscolare. Noi siamo l'unica società che abbiamo un preparatore atletico donna, che è la dottoressa Santoro. Infatti questa cosa mi sorprende, adesso poi la dobbiamo andare subito a intervistare, perché Infatti, è una cosa che un po' rompe gli equilibri, anzi la battuta gliela faccio subito, ma perché questa scelta di una squadra di calcio dilettantistica siciliana per una donna?
Beh, da premettere, io ho giocato a calcio sin da piccola. Dopo ho concluso i miei studi con la laurea in scienze motorie e quindi la prima occasione che ho avuto è stata proprio dopo la scuola calcio, di fare il preparatore in questa squadra. Devo dire che mi sono trovata benissimo. All'inizio ovviamente ero un po'... No, perché io ho visto poi qualche fotografia appunto di voi e ho visto questa ragazza e mi sorprendeva, ho detto, beh, sarà qualche tifosa, e invece adesso mi sorprende in positivo, Sì. insomma, la presenza anche Sì. di una fisioterapista femminile. No, ci tengo a sottolineare, io sono un preparatore, un umile preparatore atletico. Vabbè, però No, proprio sottolineo proprio perché spesso si fa confusione, però devo dire che mi ha dato già tanti risultati, nonostante sia la prima esperienza. E i ragazzi mi hanno seguito perfettamente, nonostante all'inizio c'era un po', come diceva il presidente, di magari qualche preconcetto, però penso e spero di aver sfatato questo mito. Il mister ti seguiva? Sì, Mister Cocivera, seguivi insomma le direttive della qui presente? Dovevo. Ma dovevi perché ti costringevano? No, perché evidentemente perché c'era anche una preparazione importante, no? Sì, mi sono fidato tanto del papà oltretutto. Ah, bene, Che ok. mi ha consigliato bene. Ah, benissimo, benissimo. Allora, diamo subito un quadro anche degli altri presenti. Abbiamo Ciccio Zuccaro che è contentissimo perché finalmente questa barriera, insomma, raggiunge il campione di promozione. A noi ci legano momenti di una finale persa, voglio dire, adesso abbiamo perso quella finale. Anche tu hai fatto parte di questo socio. Sì, che... ho fatto parte e devo dire che lo ricordo con tanto piacere. Peccato perché quando si perde una finale con un calcio di rigore è sempre molto brutto. Infatti. Adesso il sogno si è avverato, siete in promozione. Ciccio, ma a questo punto che cosa bisogna fare? Stasera chiudiamo la stagione 2012-2013. Ah, bene, con penalty. E già da domani mattina ci muoviamo per programmare la nuova... Quindi questa voglia di continuare a sognare, Sì, magari quella non smette. a raggiungere qualche obiettivo anche più importante, poi il Presidente ci darà qualche ulteriore riferimento. Ci lavoriamo. Ma c'è grande difficoltà, come tutti Sì, pensano, parecchie, no? Perché parecchie. insomma reperire sponsor, partecipazioni è sempre un grande handicap per Infatti. le società dilettantistiche. Vicino a te c'è il capitano. Il nostro capitano. Allora, capitano, a questo punto un'altra insomma, stagione positiva, insomma, la tua carriera è famosissima, quindi voglio dire, ritrovarsi di nuovo a vincere un campionato, anche facendo un po' da insomma, riferimento a tanti ragazzi che per la prima volta affrontavano un progetto di una squadra da promozione, che esperienza è stata? Io devo dire che quest'anno sono stato un fortunato, perché aver fatto parte di questa società, aver conosciuto persone splendide, parlo in totale dal signor Santoro, al presidente Sergio Anfuso, al vicepresidente Francesco Zuccaro, tutte persone, Marzio che già conoscevo. Il mister non lo ringrazia? Mister già lo conosco da tempo, quindi anch'io lo conosco i da ringraziamenti tempo. ce li facciamo L'ho pure allenato, figurati. giornalmente. Sono stato un fortunato ed essere stato parte in causa di questa società per me è solo un onore. Quindi meglio di così non poteva andare. Non poteva quest'anno. andare. Vincere questo campionato è stato difficilissimo, come ogni campionato, è sempre difficile, Certo. ed è stato un'annata ad alti e bassi che però siamo riusciti a completare con dignità. Qual è stato il momento più brutto della stagione? Il momento più brutto è stato quando sembrava che tutto sembrava perso, è stato quando abbiamo perso in casa con la Massimigliana, che poi fortunatamente abbiamo battuto nei playoff. Sì. Quello è stato un momento bruttissimo, dove si è creato veramente un gruppo fortissimo e dove la società nei piccoli dettagli è riuscita a far quadrare il cerchio. Ecco. Quello che ci tengo a dire è che questa società è formata da persone veramente splendide. Li conosciamo, insomma, dal preparatore atletico, gran parte li conosco e al posso mister, confermare in prima con persona. tutta la dirigenza. Ecco. E i ragazzi che sono veramente ragazzi splendidi, che nei momenti difficili hanno saputo reagire e hanno dimostrato veramente di essere uomini. Parla da capitano qui, Presidente. Hanno dimostrato veramente di essere uomini, perché secondo me io campionati con questo è l'8º che vinco. Sì, infatti. Però questo devo dire che è quello che mi sto gustando. Te lo tieni stretto. Che mi sto gustando veramente perché ho conosciuto persone che a parte il calcio sono veri uomini. E questa è la cosa più importante, veri soprattutto nel calcio dilettantistico, sottolineiamolo, Sì. perché quando si è professionisti si pensa Sì, e sì, si perché vive in una maniera diversa. Ecco, la cosa giusta è questa qua, perché sia il campionato di Serie A che quello di prima categoria è sempre un anno di sacrifici, fatto di allenamenti,
di sacrifici grossi. Notevoli. Allora, parliamo del campionato che insomma andrete ad affrontare il prossimo anno, il campionato di promozione, perché si sono svolti le finali playoff, abbiamo se non sbaglio il quadro, no? Lorena ci dai i riferimenti e poi li commentiamo insieme a Luca e anche insomma ai prossimi concorrenti del campionato di promozione, ovvero lo Sporting Barriera. Allora, dimmi. Girone A San Cataldo, Serra di Falco, Canicattì 2-3. Girone B a Capodorlando, Rocca di Caprileone, Cefalù 2-2 dopo i tempi supplementari. Girone C a Giarre, Real Giarre batte Real Belpassese per il risultato di 4-0. Allora Luca, diciamo che il campionato ha dato un verdetto importante, i playoff lo hanno ulteriormente confermato, soprattutto per Rocca di Caprileone, che insomma ha perso sul filo di lana la possibilità di vincere il girone, però poi in finale, anche seppur con i tempi supplementari, è riuscito a raggiungere l'ulteriore finale che dovrà affrontare. Sì, abbiamo infatti nelle finali intergirone ben 3 seconde classificate su 4. L'unica squadra che non è arrivata seconda nel proprio girone si giocherà la promozione è il Canicattì, che come avevamo già preannunciato la settimana scorsa è riuscito a vincere sul campo del Serra di Falco, il quale era già promosso e quindi non aveva più stimoli in questa finale del proprio girone. Canicattì che si è imposto per 3-2 con le reti di Cambiano, Zambito e Di Bella. E quindi così disputerà la finale contro il Rocca di Caprileone la prossima settimana. Rocca di Caprileone che ieri ha giocato contro il Cefalù, la finale playoff sul terreno amico, una finale molto tirata, sbloccata solo nella ripresa da Marandano, il bomber del Rocca di Caprileone che sul calcio di rigore ha portato in vantaggio la squadra di casa, poi però subito dopo ha commesso una sciocchezza scalciando un avversario e beccandosi il rosso diretto e lasciando la sua squadra in inferiorità numerica. Salterà la finale contro il Canicattì e sarà un'assenza pesantissima per il Rocca di Caprileone. Il Cefalù è riuscito nel finale a trovare il gol del pari. Il Rocca è riuscito a tornare avanti ma ha subito nuovamente in pieno recupero il pareggio di Schicchi che ha portato la gara ai tempi supplementari, dove il Rocca è riuscito a gestirla, a mantenere il pareggio che l'ha premiata con la finale in virtù della migliore posizione in classifica. Nel girone C il Real Giarre strapazza la Real Belpassese. Partita abbastanza facile è risultata per il Real Giarre perché già è stata chiusa con le 4 reti nel primo tempo. Ha sbloccato Sottile, il raddoppio di Nirelli, poi Aleo e ancora Sottile per il 4-0 che non ammette repliche. Che così proietta il Giarre alla finale contro la Sampio, che è un mese praticamente fermo in quanto non ha disputato i playoff e è riuscita ad accedere. Non ha fatto neanche la finale playoff proprio perché... dovremmo avere in collegamento telefonico adesso il capitano del Real Giarre, Angelo Costa. Vediamo un pochettino se riusciamo a stabilire il contatto telefonico in modo che così possiamo anche capire come si sta preparando il Giarre per quanto riguarda questa finale abbastanza impegnativa con la Sampio. Angelo, ci senti? Sì, salve a tutti. Buonasera Angelo, allora contentissimo, dalla tua voce sento che sei molto contento, questa vittoria insomma spazza anche insomma, tutte le varie polemiche che sono state insomma, intorno al progetto del Real Giarre, no? Adesso andrete a vivere questa finalissima con la Sampio e credo che insomma, la Sampio ferma da un mese forse non è una cosa positiva per loro, positiva per voi. Diciamo che noi stiamo andando alla grande, cioè la rabbia che abbiamo avuto dopo i fatti di Messina l'abbiamo tramutata in una voglia di vincere e questo è stato secondo me una reazione fantastica del gruppo, perché come diceva il direttore Santopalma lo fa il nostro è un gruppo e quindi facciamo leva su questo, sul gruppo. Quindi sarà una settimana intensa perché sicuramente la Sampio vi ha visto giocare, vi ha studiato e quindi sarà un terno all'otto, è una vera e propria grande finale e probabilmente ci stanno arrivando le due squadre più forti del girone di appartenenza probabilmente. Sì, diciamo oggi loro erano al campo e sono iniziata la partita, diciamo che loro a livello prendendo i giocatori uno per uno hanno diciamo, qualche elemento che ha fatto queste categorie superiori. E noi come dicevo proprio abbiamo il gruppo, un gruppo fantastico, io gioco da un bel po' di anni, uno dei gruppi più belli dove io ho fatto calcio, una vera squadra, un allenatore che è un fratello, è una persona in campo, Maurizio Romeo, un dirigente eccezionale, si fanno stare bene. Quindi siamo qui.
Avete festeggiato però entro certi, dicevo, avete festeggiato entro certi termini, insomma la doccia vestiti non l'avete fatta perché ancora insomma il momento più importante sarà la settimana prossima. Quasi, perché noi in ogni caso volevamo dimostrare che diciamo che eravamo la migliore squadra del girone, come il campo ha dato questo verdetto. Purtroppo è andato come è andato, però volevamo dimostrare che dovevamo vincere il girone, quindi abbiamo festeggiato, stiamo pensando subito alla partita che ci aspetta domenica prossima. Benissimo, allora noi insomma vi auguriamo buon lavoro come gruppo perché sarà una settimana intensa anche per quanto riguarda gli allenamenti, lo auguriamo chiaramente sia a voi che alla San Pio, nella speranza che comunque soprattutto trionfi a tutti gli effetti il calcio. Mettiamo da parte il nervosismo, le cattiverie e pensiamo solo ed unicamente che è una partita di calcio dilettantistico dove non ci sono i milioni. Questa linea, la società segue questa linea. Sappiamo, ma anche la San Pio devo dire che sposa sempre questo progetto. Tutte persone per bene, ragazzi eccezionali. E poi vi conoscete, giocate insomma tra amici anche, vi conoscete molto tra di voi. Sì, io penso che sarà una festa dello sport, poi vinca il migliore, giustamente qualcuno. Certo. Vediamo un pochettino se riusciamo a fare una pazzia di avervi in studio la stessa domenica, vediamo, mai dire mai. Il problema è che poi dopo con i festeggiamenti magari insomma arrivate qui in studio in condizioni certamente non tranquilli, no? Perché magari poi si esagera con i festeggiamenti. La finale, ora aspettiamo, diciamo, che ci diranno dove. Va benissimo, allora Angelo un saluto e buon lavoro e appuntamento alla prossima settimana per la finalissima con la San Pio. Grazie, saluto gli amici del Barriere e faccio gli auguri al mio amico Paolo Spartano che è un mio coetaneo. Grazie Angelo, e in bocca al lupo anche a te, in bocca al lupo per domenica. In bocca al lupo per domenica. Buonasera a tutti. Grazie Angelo. Ma lui il prossimo anno si ferma, tu continui il prossimo anno, perché lui il prossimo anno, insomma, Angelo Costa probabilmente farà il direttore sportivo, quindi voglio dire... Io vediamo, io adesso col mister cerchiamo di programmare il futuro del prossimo anno. Bene, mai dire insieme mai. alla società, mai dire mai, vediamo quello che succede, intanto ci riposiamo, un meritato riposo calcistico. Giustamente. Poi ad agosto si pensa. E dato che parliamo di riposo, che facciamo noi a questo punto? È il momento di un altro sponsor, guardiamolo insieme e torniamo tra pochissimo qui con Penalty. Grande atmosfera in studio perché insomma quando viene tanta gente siamo contenti, intanto perché ci rendiamo conto che bene o male siamo stati un riferimento per tutta la stagione e soprattutto in questa maniera diamo spazio veramente a tante persone che vivono il calcio dilettantistico anche in maniera assolutamente particolare, con molta intensità e siamo doppiamente contenti perché poi quando lo vengono a raccontare in trasmissione siamo ancora più felici. Infatti io adesso per esempio mi sono ritrovato tra la tribuna un carissimo amico che non vedevo da tanto tempo, Alessandro Catania, che chiaramente fa parte del gruppo giustamente di questo Miracolo Sporting Catania, sì. Sporting Barriera. Più che un miracolo è un divertimento perché quest'anno mi sono divertito veramente con loro. E mi sono realizzato perché chi mi conosce lo sa, lavoro. È vero, ti conosco con, anche con io i molto portieri, bene, con i portieri io faccio il preparatore dei portieri, sì. Lo faccio sì per lavoro ma anche per divertimento. E quest'anno sono stato contento, devo ringraziare i miei portieri, sia Danilo Silvestri, che si sono comportati bene. Giuseppe Maraffino, Andrea Catania e non solo, chi se n'è andato a dicembre ci ha salutato, Carmelo Tosto e Sergio Giacobbe. Li ringrazio perché anche loro sono partecipi del nostro campionato. Ringrazio la dirigenza. Abbiamo un altro dirigente, Gaetano D'Alessandro, passiamo un attimo al microfono, è già venuto ospite da noi se non sbaglio, qualche altra settimana fa. Esperienza credo positiva, la stagione è lunga, però poi alla fine quando si raggiunge l'obiettivo passa la stanchezza. Sì, esperienza positiva perché a parte il risultato finale il bello è quando riesci a formare una famiglia. Questo è avvenuto all'interno della società, è avvenuto con i calciatori, splendidi ragazzi come diceva il capitano Spartano, ma soprattutto uomini a tutti gli effetti. Famiglia, gruppo vuol dire successo. Sì.
E Sì, infatti, sì. passiamo un attimo il microfono ad un altro personaggio che mi sono ritrovato questa sera qui ospite in studio, ovvero Vito Chisari, Zico per gli amici, voi lo sapete, Zico per gli amici. Vito, insomma, tu da giocatore hai vissuto anche altre esperienze, ma adesso che sei dall'altra parte, nel senso anche dal punto di vista tecnico è importante, però non da giocatore, come hai vissuto questa esperienza vittoriosa allo Sporting Barriera? Per me c'è sempre la passione che poi si fonde col divertimento e quindi l'impegno diventa quasi labile, sai? Addirittura. È soltanto un divertimento e poi abbiamo pure i risultati, quindi... Il gruppo continua a essere punto fondamentale per il successo. Certo, l'organizzazione ci vuole, Qual è stata la partita che più ricordi emozionante? Ma per me tutte quante. Ogni partita, come si dice, ha una storia a sé. Certo. Ogni partita è emozionante. E quindi insomma tutte sono state poi quelle che hanno costruito il successo dello Sporting Barriera. Vicino a te c'è Anthony Vella. Anthony, a questo punto la prossima stagione programmare diventa fondamentale, però bisogna fare poi anche quadrato sui budget che la società può disporre, perché il campionato è fondamentale di promozione, però bisogna organizzarsi bene, no? Sì, il campionato di promozione è molto difficile, non è ridono, ma perché sì, ridono perché io da oggi, da domani non farò più parte di questa per società. scelta? Questo Sì, è uno per scoop scelta. allora. Per scelta. Ma per scelta lasci la squadra? Sì, lascio la squadra. Voglio ringraziare tantissimo il Presidente Anfuso che mi ha dato la possibilità e mi ha lanciato in questo mondo. Bene, Presidente, ha fatto una cosa positiva allora. Il mister Cociveri, il capitano Ciccio Zuccaro che rappresenta lo Sporting Barriera. Niente. Vabbè, allora cosa ti rimane a questo punto di questa stagione? Mi rimane una stagione bellissima, da ricordare, una stagione entusiasmante, fatta di successi. Da incorniciare. Da incorniciare, sì. Da incorniciare anche l'esperienza per Santoro, per Riccardo Santoro, dirigente dello Sporting. Il vecchietto. Sì, grazie per il vecchietto. Vecchietto per esperienza proprio. In ordine grafico. Certo. Questo è il secondo anno che faccio parte dello Sporting Barriera. È chiaro che quello che è successo quest'anno non è altro che il proseguo di quello che si era fatto anche l'anno precedente. Perché è chiaro che costruire un gruppo vincente difficilmente lo si inventa in un anno, ma si programma nel tempo. Certo. E questo è il secondo anno consecutivo che l'anno scorso abbiamo solo fatto la finale playoff perdendolo, quest'anno invece per fortuna con l'innesto di altre persone che qui si ringraziano pubblicamente come hanno fatto tutti, si è arrivato a questa bellissima realtà. Quindi meglio di così non poteva finire la stagione. Direi. Allora, a proposito di stagione, io adesso vi devo fare una sorpresa a voi dello Sporting, perché abbiamo preparato una cosa che probabilmente forse vi emozionerà. Adesso ve la facciamo vedere, nella speranza che possa diventare anche un punto di riferimento anche per tutte le altre società che hanno veramente voglia di costruire con un gruppo un successo di un campionato. Guardiamolo insieme.
piaciuta questa sorpresa? Siamo riusciti a racimolare qualche foto perché su Facebook, insomma, siete un gruppo seguitissimo e abbiamo pensato di farvi questo regalo. Vogliamo dare un attimo il microfono a Ciccio perché poi con Mister Cocivera, insomma, parliamo dopo. Ciccio, l'emozione di una stagione lunga, però poi alla fine viene ripagata da questi 90 minuti intensi che avete vissuto in finale. Sono veramente, io ti ringrazio a nome di Microfono. tutti per quello che hai appena pubblicato, perché cioè, tu lo sai, io ci tengo da tanti anni a questo... Sappiamo. A coltivare questo sogno, a portarlo avanti, ora cioè, finalmente ci siamo dentro, quindi... Però il bello viene adesso, attenzione, non Sì, bisogna sì, dimenticare che non si può vivere insomma, sugli allori, no, bisogna costruire. assolutissimamente. Come dicevo prima, oggi punto, domani ricominciamo più attrezzati e più forti di prima. Benissimo. Perfetto, allora io devo salutare Luca Aloisi che rivedremo la prossima settimana per insomma, la parte finale di questi playoff che saranno intensi e vedremo chi vincerà. Chi riuscirà ad arrivare in eccellenza. È vero. E salutiamo anche Lorena che rivedremo anche lei la settimana prossima insieme all'altra penaltina. Tra poco ci raggiungerà Dario Giuffrida. Ci fermiamo perché abbiamo La pubblicità, tra poco. Ultima parte della nostra trasmissione, penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, terzultima puntata, la settimana prossima ci sarà la penultima che insomma concluderà un po' il quadro dei playoff e dei playout, anzi dei playoff soprattutto, mentre invece l'ultima puntata, quella insomma la scoprirete la settimana prossima, diciamo solo che è una cosa che non si è mai vista in TV e che per la prima volta parlerà e vivrà di calcio dilettantistico in maniera assolutamente interessante, ma tutto ve lo anticiperemo la prossima settimana. Dario Giuffrida. E Tortorici, Tutto buonasera. a posto? Tutto Non bene. c'è la seconda categoria, No, per sono- fortuna. sono in ferie ormai. Sei in ferie. Parlerai Mi presto ad altre categorie. Ti presti ad altre categorie, anche perché poi con te insomma, chiuderemo con il Catania e con il Palermo, la solita finestra dedicata al calcio di Serie A. Però se vuoi puoi anche parlare con i nostri ospiti, perché so che tu hai preparato una domanda cattivella per il mister. Per il mister? Cocivera. Ma sì, insomma, intanto i No, complimenti. dopo, gliela fai dopo. Ah, no, vabbè, io stavo mordendo il freno. No, ci mancherebbe, la fai dopo, anche perché prima devo parlare con Marzio Gaudioso, che è un altro dirigente dello Sporting Barriera, che finalmente, l'abbiamo detto, ha raggiunto questa sospirata promozione. I ritocchi per la prossima stagione, a parte dal punto di vista tecnico, probabilmente prevederanno anche nuovi partner, forse qualche altro dirigente in più, perché il campionato di promozione, e qui insomma il capitano vicino a te lo può confermare, non è un campionato che si gioca in maniera assolutamente spicciola, bisogna essere preparati. Voi come vi state preparando per questa nuova avventura? Come più volte ribadito Zucchero, dalla settimana prossima si comincerà a fare mente locale. Così quello che posso pensare lo lascio lì a chi lo può raccogliere. Indubbiamente l'ipotesi di poter conservare una struttura, un gruppo, un'intelaiatura a partire da Spartano, che non è soltanto il capitano, non è soltanto un grandissimo giocatore, Uomo ma è spogliatoio. l'uomo di equilibrio, direi, e di collante. Non è indifferente che una squadra necessita per vincere un campionato. Per esempio quest'anno abbiamo puntato su un uomo come Spartano e devo dire, i risultati ci sono hanno stati dato dalla ragione. vostra. Quindi è evidente che la scelta degli uomini sarà importante, a partire indubbiamente da un gruppo che, come più volte stasera abbiamo appunto sottolineato, ha lavorato bene intorno con entusiasmo alla simpatia e alla preparazione di mister Cocivera. Mister Cocivera che è già pronto per sentire la domanda al pepe nero di Dario Non è al Giuffrida. pepe, ora non- Allora, ma assolutamente no, assolutamente perché no. poi mister. dopo c'è la parte finale con il presidente, noi ce lo siamo tenuti bello caro perché così non si insomma il presidente sì se No, no, poi no, dopo volevo- si stancava perché poi le cattive Io- domande arriveranno anche Non è per il una presidente. cattiva, vedi, mi metti in cattiva luce, in realtà non è una cattiva domanda. Io volevo sapere, ma sia dal Presidente che anche dal Mister, qual è stato secondo loro il momento decisivo della stagione, quello dove c'è stata la svolta o comunque quello che vi ha lanciato a questo grande traguardo? Qual è stato? Ma come già ha detto Spartano, dopo la sconfitta con la Massimiliana abbiamo fatto quadrato.
abbiamo fatto tutto, lo staff tecnico, dirigenziale, la squadra, abbiamo fatto quadrato sulla situazione e comunque abbiamo trovato il giusto equilibrio per avere più voglia di prima, non perché prima non ce n'era, perché ancora il quadrato non era chiuso, diciamo non così. si era chiuso. Sì. Alla fine poi ribadisco, le componenti che abbiamo già elencato poc'anzi, l'organizzazione, la voglia, il credere. Ma c'è stato rammarico per non avere vinto il girone? Una Sanconitana che forse era un po' alla vostra portata. San Michelese, perdona. Obiettivamente devo dire no perché la realtà dice che comunque la San Michelese è partita e ha finito meritatamente prima. Dobbiamo essere noi realisti e obiettivi nelle cose. Noi fino alla partita della Massimiliana, ribadisco ancora, non eravamo un contesto perfetto, eravamo dei contesti che ci stavamo unendo per capirci. Ci siamo capiti, siamo stati bravi, ribadisco, a trovare l'equilibrio interno, cioè nello staff tecnico dirigenziale e con la squadra. E dopodiché poi con i risultati meritatamente siamo arrivati. Cementati, insomma, questi rapporti che vi hanno permesso di fare. Ma è ovvio, quando si conoscono troppa gente, alla fine il tempo che ti conosci passa, tempo, non è che in 2 secondi trovi l'equilibrio giusto. Il Presidente sarà contento di questa promozione, Presidente? No, io intanto voglio legarmi a quello che ha detto Mister, perché ovviamente non è perché non siamo dei professionisti nel nostro piccolo, ma è perché questo è il frutto di una fusione di 2 squadre, di 2 società, 2 modi di vedere le cose, 2 modi di condividere determinati progetti. Infatti voi l'anno scorso non eravate noi eravamo Liotru, eravate Liotru, eravamo in seconda categoria. Era partito da lì tutto. Tutto è partito dalla terza categoria. Categoria poi certo. ho avuto il piacere di conoscere 3 fantastici amici che Riccardo, Marzio e Ciccio in ordine di età, ma non per grado, e abbiamo creato quello che oggi è Sporting Barriera. Io però volevo ringraziare 2 persone in particolar modo. Uno è Giuseppe Litrico, che è il mio predecessore, che questo è anche merito del frutto del sacrificio e del lavoro che ha fatto lui negli anni precedenti. L'anno prima, perché quello che diceva Santoro poc'anzi, ovviamente non si vince un campionato così, ma si costruisce nel tempo. Lui è stato l'artefice e oggi, grazie anche a lui, siamo qui. E un altro è il nostro Alessio Di Mauro, che ci ha seguito fin dall'inizio. Oggi è assente, infatti. Noi sappiamo il motivo, però non lo possiamo dire pubblicamente. Lui ci ha seguito. Lui è juventino, ho detto tutto. Con molto affetto. Chissà dove sarà in questo momento. Vabbè. Con molto affetto ci ha seguito, è stato per noi anche una mascotte. Nel nostro piccolo siamo stati un attimino messi in evidenza, principalmente grazie a lui. Hai gli ultimi 60 secondi a questo punto per dirci chiaramente gli obiettivi della prossima stagione. L'obiettivo prossima stagione abbiamo capito che il sicuramente prossimo anno la promozione è un campionato diverso e che voi vi state organizzando, però adesso ufficialmente, insomma, dacci un'idea ben precisa di quale sarà il progetto definitivo. Credo che a questo punto parlo anche a nome dei miei amici. Noi sicuramente non partiremo con l'obiettivo di fare un campionato così, come hanno fatto altre società, non faccio nome per un discorso di correttezza, che credevano che il campionato di promozione potesse essere un campionato così un attimino da prendere sotto banco, e poi hanno fatto una brutta fine. Noi sicuramente stiamo lavorando con attenzione per fare bene, per continuare un progetto serio, perché noi partiamo tutto dal centro. Se c'è, vi faccio sempre l'esempio ai ragazzi, sempre il solito esempio, un palazzo si costruisce se ci sono le fondamenta dure, forti, giusto. robuste. Quindi se ci sono quelle si può costruire il palazzo. Chiaro. Noi stiamo cercando di rinforzare le fondamenta. Attenzione, perché il prossimo anno obbligatorio una buona scuola, non dico calcio, ma una buona situazione legata al settore giovanile. Sicuramente questo è la spada di Damocle, perché purtroppo Catania questo non ce lo permette. Però io credo ci stiamo lavorando. Che quello è anche un pilastro famoso del fondamento che stai costruendo. Ci stiamo lavorando con molta difficoltà, speriamo che qualcuno che non siamo noi ci possa dare una mano per quanto riguarda la struttura. Anche perché il prossimo anno non potete giocare forse in quel campo. No, lì no, purtroppo no. Il campo purtroppo dobbiamo abbandonare il quartiere. Peccato, però insomma, d'altra parte il campo è talmente piccolo. Ma ci seguiranno i tifosi. Già c'era un problema a giocare in prima categoria con quel campo, però. Benissimo, allora salutiamo, facciamo una carrellata completa. Qui alla mia destra saluto la confermata anche lei, no? Decisamente. Salutiamo Alessandro Catania, salutiamo anche Gaetano D'Alessandro,
Zico per gli amici, però lui ufficialmente insomma, è conosciuto. Vito Ghisari purtroppo era bravo, era bravo a pallone. Poteva fare molto di più. Anthony Vella che lascia la società, però insomma la lascia in promozione, quindi meglio di così non poteva essere, vincente, e Riccardo Santoro. Passerella finale anche da questa parte con Ciccio Zucchero che insomma questa sera lo vedo doppiamente felice per insomma, i sacrifici che si sono conclusi con una promozione in promozione, quindi meglio di così non poteva andare. Il capitano confermato che non appende le scarpette al chiodo, Spartano. Buonasera a tutti. Gaudioso, Marzio. Salutiamo il mister Cocivera. Buonasera, grazie che a voi. ha promesso che sarebbe tornato vincente e ci è riuscito, quindi complimenti doppi. Grazie. E poi anche il presidente Anfuso. Grazie sempre per tutto quello che fate. Benissimo, grazie a voi e vi auguriamo anche il buon lavoro per la prossima stagione. Grazie. Grazie, bocca al lupo. Noi adesso ci dobbiamo fermare soltanto per pochi istanti perché manderemo la sigletta riguardante la solita finestra dedicata al calcio che conta, tra virgolette, il Catania e il Palermo. Tra pochissimo insieme a Dario Gioffrida. Parte finale della nostra trasmissione dedicata al calcio della Serie A, la solita finestra in chiusura di penalty sul Catania e sul Palermo. Iniziamo subito a parlare di questo Palermo, un Palermo che seppur sconfitto ancora insomma, ha qualche chance di salvezza, però le probabilità a questo punto sono ridotte al lumicino. Si assottigliano, oggi era praticamente impossibile per l'atmosfera cercare di fare qualcosa di più a Torino. Alla Juve bastava un punto, però hanno provato e sono riusciti anche a portare a casa l'intera posta. Di rigore dubbio, ma io l'ho visto, non mi sembra tanto dubbio il rigore. È un po' veniale, è uno di quelli che a mio giudizio trascurabilissimo può essere dato e può essere anche ignorato. In ogni caso registriamo, come abbiamo detto nelle ultime settimane, un Palermo discreto. Oggi è andato a Torino ovviamente per fare le barricate. Certo, chiaro. La Juventus ha giocato tutto il primo tempo e gran parte del secondo nell'area dei rosanero. I rosanero hanno cercato di fare densità a centrocampo per ingolfare un po' la manovra. Però c'è stata poi una grande occasione di Miccoli che poteva insomma rompere anche un po' gli equilibri, no? Miccoli con quel palo avrebbe potuto cambiare la partita. È stata un po' la scossa, ha dato un po' la scossa anche alla Juventus che si era un po' addormentata e che invece poi ha ricominciato a macinare gioco. Questa è stata l'azione del calcio di rigore, mi sembra un po' insomma leggermente esagerata questa caduta di Vucinic, però, effettivamente dovrebbe essere rivista. Questa, ripeto, si tratta di rigore veniale, quindi così lo chiamano quelli bravi, insomma. È anche vero che comunque il Palermo che doveva comunque cercare di vincere la partita a Torino ha fatto pochino, quindi insomma questa vittoria comunque poi sulla carta credo che sia assolutamente meritata da parte della Juventus. Juventus. Che se analizziamo la partita del Palermo sotto il punto di vista del contenimento tattico avrebbe meritato magari anche di portar via un punto. Effettivamente per quello che poi ha creato in avanti la sconfitta ci può anche stare. Purtroppo è un risultato che va in concomitanza con la vittoria del Genoa a Pescara. E la sconfitta però del Siena la sconfitta del Siena a Catania, ma anche la sconfitta del Torino a Milano contro il Milan, però è un risultato comunque che penalizza in ogni caso i rosanero, che si dovranno affidare adesso anche ai risultati Questo è il degli ragazzino terribile francese che poi alla fine Pogba. è stato espulso perché insomma ha sputato ad un avversario. Ad Aronica tra l'altro, rischiando la vita perché Aronica è uno abbastanza fumantino. E poi questi sono i festeggiamenti finali della Juventus allo Juventus Stadium. Parliamo adesso subito del Catania che insomma ha risolto in maniera spicciola, veloce la pratica Siena, troppa disparità credo, anche 11 contro 11, poi dopo l'espulsione del giocatore del Siena a quel punto poi non c'è stata proprio assolutamente nessuna possibilità da parte della squadra toscana di ristabilire il tutto. Esatto, sfatato tra l'altro un tabù perché il Catania non aveva mai vinto in casa contro il Siena, addirittura c'era stata una sconfitta per 3-0
record di punti raggiunto, questo è il miglior Catania della storia e soprattutto è il miglior Catania da 2 mesi a questa parte. E soprattutto- la vittoria mancava dalla gara interna contro E l'Udinese. soprattutto Berghessio a fine partita si è portato il pallone, perché insomma Esatto. i soliti 3 gol danno la possibilità al giocatore che li realizza di portarsi il pallone a casa, chissà se Pallone glielo che addebitano avrei in società. dato anche a Barrientos per quello che ha fatto, Assolutamente. vedere oggi. Anche se l'azione del primo gol, devo dire che Castro è stato straordinario con quel taglio per Berghessio che ha fruttato l'occasione della prima rete. Un Siena che appunto molto poco. Oggi è una giornata un po' particolare per il Siena e Megara, che è stata la rivelazione di questa seconda parte di campionato, è stato anche lasciato solo, la sua situazione è stata aggravata dall'espulsione, dal giocare in 10, Questa è stata non ha l'espulsione. ricevuto neanche palloni giocabili, possiamo dirlo. Espulsione netta, perché- Espulsione netta ci stava, assolutamente, il Catania non ha avuto nessuna difficoltà a regolare questo Siena che a questo punto è con più di un piede nella fossa, peccato per i toscani perché comunque hanno pagato il grande sforzo fatto in questi mesi, ricordiamo che hanno 30 punti, ma appunto ne hanno 6 di penalizzazione. Azione del secondo gol, grandissima girata di Berghessio ed è stata veramente straordinaria l'esecuzione tecnica, così come è stata bella anche insomma, la terza segnatura, forse macchiata leggermente da C'è un leggerissimo fuorigioco, sì, c'è un leggerissimo fuorigioco, ma però insomma questa vittoria è stata meritata, quindi Assolutamente sì. ben vengano i 3 punti nei confronti del Siena. Adesso il Catania giocherà mercoledì a Genova contro la Sampdoria e chissà, può darsi, possiamo ancora sperare di raggiungere questo fatidico 8º posto che ci permette una migliore situazione anche in prospettiva Coppa Italia 2013-2014. Sicuramente sì, comunque è un finale di stagione in crescendo, le partite, anche gli avversari che ci saranno da quelle fine abbordabili. Sono abbordabili, si può migliorare già il record raggiunto quest'anno. Perfetto, abbiamo chiuso quindi anche questa finestra dedicata alla Catania e al Palermo riguardante chiaramente la Serie A. Per quanto riguarda l'appuntamento di penalty, il tutto è naturalmente fissato alla prossima settimana alle 19 in diretta su Sesta Rete. Arrivederci a tutti.